fondamentalmente è diciamo, quello che succede in post-produzione, che è appunto cercare di legare, no, una voce a delle immagini. È molto interessante e anche molto particolare, molto difficile perché bisogna essere molto ben preparati. Quando si lavora solo con la voce non è semplice, infatti non è un mestiere che riescono a fare propriamente tutti. Siamo in pochi a farlo, però diciamo che in qualche modo riusciamo a farlo abbastanza egregiamente, ancora oggi, nonostante i tempi ristretti che ci mettono a disposizione. Quello che è importante secondo me oggi, tanto il doppiaggio prima o poi andrà finendo e scomparirà, questo è inevitabile, anche perché piano piano finalmente le nostre generazioni più giovani cominciano a parlare l'inglese, cominciano a parlare le lingue, adesso sempre di più i ragazzi usufruiscono di internet per vedere appunto le serie televisive americane in streaming, quindi le vedono in lingua, non le vedono certamente doppiate e questo già è un segnale importante. Quello che però è fondamentale per qualsiasi tipo di attività che sia relativa soprattutto allo spettacolo oggi è veramente essere preparati e pronti, quindi studiare tantissimo e se possibile rivolgersi anche all'estero, perché questo è un paese che purtroppo a livello artistico offre molto poco e c'è una centralità romana che non permette ai giovani, ai ragazzi, non a tutti almeno, di potersi così spostare, andare a Roma a studiare in un'accademia piuttosto che in un'altra. Sì, ci sono delle scuole di teatro in giro per l'Italia, ma certamente tutto avviene a Roma. Credo che oggi le cose dovrebbero essere già cambiate da un pezzo, ma se non sono cambiate fino ad ora non credo che cambieranno. Quindi l'occhio, bene, grazie che c'è internet, l'occhio all'estero, è un suggerimento che io do sempre ai ragazzi. Ho una figlia di 31 anni che vive all'estero e ne sono felice, quindi occhio all'estero perché questo rischia soltanto fra qualche anno di essere un paese per vecchi. C'era anche un film, questo è un paese per vecchi e sarà un paese per vecchi. Un piccolo aneddoto sull'incontro con i ragazzi, com'è stato? Ma l'incontro con i giovani è sempre interessante, solo che loro sono assetati di sapere e anche di capire come stanno effettivamente le cose, solo che come fai a dirgli la verità? Io sono padre di 3 figli e spero che vadano all'estero, perché tanto qua c'è poco da fare. Facciamo tanti sacrifici tutti, noi, i genitori, le famiglie. Poi i media raccontano tutte cose non vere, tutte cose sballate. Mi pare un paese veramente, eravamo gli antichi romani, ci siamo ridotti veramente a un disastro. Certamente non è colpa nostra, è colpa di chi gestisce tutto l'ambaradan, no? E ti trovi davanti a queste miriadi di giovani, di ragazzi e non sai cosa consigliargli se non imparate l'inglese, imparate il francese, il tedesco e andatevene via.